la dannunziana impresa di Fiume ha radici trevigiane. È settembre del 1920 quando Gabriele D'Annunzio proclama la reggenza italiana del Cornaro e promulga la Costituzione del libero Stato di Fiume, considerata la più bella Costituzione del mondo. Sono trascorsi poco più di 12 mesi dall'ingresso delle truppe dannunziane a Fiume e la città vive un breve periodo di calma apparente. Il 23 settembre il comandante decide di ripristinare la legione di Ronchi e comunica: il tenente Riccardo Frassetto, uno dei 7 ufficiali giurati di Ronchi, è incaricato di ricostituirla alla misura di una fede che fino a ieri fu la gloria dei miei granatieri e che non deve essere più profanata da estranei. Viva la legione di Ronchi! Nei primi giorni del novembre 1920 giunge a Fiume la notizia che a Rapallo si è raggiunta un'intesa tra il governo di Roma e quello di Belgrado. Il servizio informazioni di Fiume viene a sapere dell'esistenza di un accordo segreto che stabilisce che le aree saranno cedute in seguito alla Jugoslavia. A Zara e in altre città dalmate avvengono manifestazioni di protesta causa l'allontanamento delle truppe italiane. Il governo italiano pone degli ultimatum a Gabriele D'Annunzio e schiera una flottiglia di navi da guerra all'imboccatura del porto. Per impedire che le regie navi ormeggiate tentino di uscire, viene posta di traverso la nave Cortellazzo alla strettoia della Rada. Il 30 novembre il comandante dispone: il tenente dei granatieri Riccardo Frassetto ha l'incarico di impedire con ogni mezzo la partenza delle regie navi, coordinando le azioni di terra e di mare. Il 18 e il 19 dicembre il generale Caviglia indirizza delle lettere a D'Annunzio e lo prega di desistere dalla contraria posizione al trattato di Rapallo, ma ottiene un netto rifiuto. All'ora indicata il generale Caviglia ordina il blocco effettivo per terra e per mare al territorio dello Stato di Fiume. Gabriele D'Annunzio scrive una lettera al tenente Riccardo Frassetto, al quale anticipa l'entrata in guerra. Mio caro Frassetto, ho ricevuto un ultimatum a cui risponderò per le 18. Dalla mezzanotte Fiume sarà in stato di guerra. Conto su tutti i miei compagni, ma specialmente su voi. Il vostro Gabriele D'Annunzio. Il 23 e il 24 dicembre iniziano le prime ostilità, con scaramucce tra alcuni reparti di regi alpini e le truppe legionarie. Cadono i primi morti. Da ambo le parti vengono fatti prigionieri e i legionari d'annunziani riescono a resistere al preponderante urto avversario. Il Natale fiumano si arrossa di sangue fraterno. Nella notte viene fatto saltare il ponte sul fiume Eneo, strategico per l'ingresso alla città. Il giorno di Natale passa quasi tranquillo, senza attacchi significativi. Alle prime ore del 26 Santo Stefano si scatena un fuoco di fucileria e un forte crepitio di mitragliatrici, ma i legionari riescono non solo a respingere l'avanzata delle forze regie, ma a contrattaccare e mettere in fuga gli assalitori. Vengono catturati 200 alpini, delle mitragliatrici, alcuni cannoni e qualche autoblindo. Nella tarda mattinata la Regia Artiglieria comincia a tirare granate su Fiume. Nel primo pomeriggio la corazzata Andrea Doria si posiziona davanti al porto e prende a cannonate la finestra dell'ufficio del comandante, con il preciso intendimento di ucciderlo. 2 granate colpiscono l'obiettivo. Gabriele D'Annunzio si salva, ma viene ferito alla testa. Altri successivi colpi provocano una vittima e alcuni feriti. Nel frattempo, gli scontri, anche se meno cruenti,
non si fermano. Da terra le batterie di medio calibro aprono il fuoco sulla città e sul vicino ospedale civile. Si lamentano vittime tra i ricoverati e la cittadinanza e nelle prime ore del 27 dicembre un forte attacco viene respinto con modeste perdite. Nella mattinata del 28 dicembre 1920 il generale Ferrario, comandante della 45esima divisione, riceve il podestà Gigante e il capitano Ostventuri, quali rappresentanti di Fiume. Alla domanda se ci fosse l'intenzione di bombardare la città, il generale Ferrario non esita ad ordinare l'inizio dei bombardamenti a partire dalle ore 9 del 29 dicembre. Prosegue dichiarando che non sospenderà l'ordine di esecuzione se la città non accetterà il trattato di Rapallo. I due rappresentanti sono indignati e protestano contro il barbaro proposito di distruggere Fiume. Il generale Ferrario ribatte freddamente che non vede alternative a questa estrema misura. Dalle ultime ore della notte del 28, regie batterie da 105 scaricano raffiche di granate shrapnel sia sulle linee di fuoco che sulla città. Parecchie sono le perdite civili. Dopo alcune scaramucce, un lento fuoco di artiglieria di disturbo continua da ambo le parti. Segue una calma assoluta. Il 29 e il 30 dicembre 1920 fervono trattative tra i rappresentanti della popolazione civile e il generale Ferrario. Viene concordata una tregua fino alle ore 24 del 30 dicembre. Nonostante questo, ci sono continui incidenti con scambi di fucileria e con perdite lievissime. Il 30 dicembre, a seguito delle solenni decisioni prese dal Consiglio di Reggenza del 28 dicembre, il comandante invia una lettera al Podestà e al popolo sovrano di Fiume per deporre i supremi poteri conferitigli il 12 settembre 1919. Il 31 dicembre si mette la parola fine ai combattimenti con il Trattato di Abbazia e si chiude così una settimana di ostilità tra le truppe regie italiane e i legionari d'Annunziani. 6 giorni che passeranno alla storia come il Natale di sangue che provocò 60 morti fra i militari dei due schieramenti e altri fra i civili. Lo stesso giorno la rappresentanza municipale di Fiume si riunisse in seduta straordinaria per riaffermare l'immutabile volontà della città all'annessione dall'Italia. Ratifica poi l'applicazione del Trattato di Rapallo, prende atto delle dimissioni del comandante Gabriele D'Annunzio e del governo della Reggenza e tributa al comandante e alle sue valorosi legioni la devota gratitudine e li proscioglie dal giuramento fatto alla causa di Fiume. Il 7 gennaio 1921 Gabriele D'Annunzio saluta i legionari che partono. La popolazione va in massa alla stazione a salutare per l'ultima volta i vari reparti che si alternano alle partenze. I granatieri di Sardegna sono gli ultimi a lasciare la città e il comandante dedica loro vibranti parole di commiato e di ricordo della notte di Ronchi. Il 18 gennaio il comandante, come un buon capitano di una nave, lascia per ultimo Fiume, circondato da una folla commossa e piangente. La Fiat 501 rossa è pronta per rifare all'incontrario la stessa strada percorsa il 12 settembre 1919. Salgono mestamente Gabriele D'Annunzio, il tenente Frassetto, il tenente Keller, il tenente Antongini e la tendente Rossignoli con destinazione Venezia. Sono gli stessi
che alle 14:30 dell'11 settembre 1919 erano una grande auto in fiduciosa partenza da Saint-Julien verso Fiume. A chiusura dell'ultima puntata riporto con un pizzico di orgoglio il testo integrale dell'Alto Encomio scritto da Gabriele D'Annunzio e dedicato a Riccardo Frassetto e rinvenuto solo dopo la morte dello zio Riccardo fra le carte del suo archivio. Il tenente dei granatieri Riccardo Frassetto fu il più attivo e il più a me vicino tra i 7 giurati di Ronchi. Dopo la marcia, dopo l'occupazione di Fiume, per 16 mesi di invitto supplizio, io l'ebbi sempre al mio fianco, cooperatore costante e vigilante. La sua sagacità è pari alla sua probità, il suo valore è pari alla sua modestia, la sua diligenza è pari alla sua attenzione. Fra tutti i miei legionari, egli è veramente esemplare. Non mai la più lieve ombra passò tra lui e il suo capo, in ogni occasione, nella più triste, nella più lieta, la sua luminosa sincerità non ebbe mai oscuramento. Desidero ringraziare tutti coloro che mi hanno seguito nel corso delle 6 puntate e che si sono anche appassionati ad ascoltare le vicende della controversa impresa di Fiume e che si sono venuti anche a conoscere le gesta del trevigiano tenente Riccardo Frassetto di Crocetta del Montello. Grazie davvero.